Comitato Mura di Padova ha realizzato uno splendido museo multimediale su 2 luoghi simbolici della città, facenti parte degli 11 chilometri della cinta muraria, Porta Savonarola e Castelnuovo. Vediamo, seguiteci. Adriano Verdi, presidente del Comitato delle Mura di Padova. Cos'è il museo multimediale e com'è andata come esperienza sinora? È un progetto che noi abbiamo proposto alla città l'anno scorso, ripetuto quest'anno con l'aiuto di vari partner. È un tentativo di raccontare i vari posti delle mura e le mura nel loro complesso, in modo da non interferire con la visione degli ambienti interni, degli spazi che sono comunque disponibili per altre utilizzazioni. È un'idea che ci è venuta quando si pensava di allestire una postazione alla Porta Savonarola 2 anni fa, e poi quando abbiamo cominciato a pensare a tavoli, bacheche, pannelli di esposizione eccetera, abbiamo deciso no, qua ci vuole solo un proiettore, in modo che quando si spegne la luce non venga ostacolata la visione del posto. Un museo multimediale con una scenografia anche molto impattante rispetto al luogo è anche una buona idea per far conoscere la storia ai più giovani. Certamente, perché poi con un'attenta ricostruzione dei dati storici, con le immagini disponibili, ma soprattutto con un testo leggero, accattivante, preciso, ma nello stesso tempo divertente, se vogliamo, la gente va fuori soddisfatta, veramente. Non si aspetta di vedere queste cose. La cosa per noi difficile è portare qui la gente. Forse abbiamo sbagliato qualche cosa nella programmazione e soprattutto nella diffusione delle notizie. Prego. Tutte le televisioni, Padova ha resistito, la sede è fallita, grazie al valore dei soldati di Citolo da Perugia e grazie a una gamba. Ma questo ve lo racconteranno al bastione della Ganna. Adattate alla sede del 1509, qui da con un po' di bastione di terra, e quella grado sui difetti di quanto avevano fatto la pianta di strade, volevo dire che scrivono i costruzioni dei canali. Tutto va di là. Ed era un grande progetto. Vi guiderà lui a scoprirlo, a vederlo, a capire come avrei voluto che fosse il Castelnuovo di Padova. Non esisteva. C'erano 2 casematte, forse 3. Una c'è ancora. Una seconda stava più o meno lì. Era un cilindro chiuso, il bastione,
ci si entrava dall'alto, da una rampa che scendeva dalla piattaforma superiore. Ne vedete le fondazioni a terra. Fu detto dapprima del portello perché nelle vicinanze c'era una porta della città carrarese chiamata Portello che serviva il porto del sale sul Bacchiglione, che oggi è ridotto al canale Roncaiete perché il grosso dell'acqua del Bacchiglione se ne va attraverso lo scaricatore e il Piovego nel Brenta. In che stato versano attualmente le mura di Padova? Le mura di Padova si conservano discretamente per il 90%. Sapete che sono più di 11 km, però sono in generale abbandonate a se stesse. Noi da tanti anni chiediamo una manutenzione continua e programmata. Adesso sono partiti dei lavori di progettazione del restauro, speriamo bene. I soldi governativi arriveranno e se arriveranno a cosa serviranno? Ma lì bisogna capire perché 2 anni fa sono stati trovati e messi a bilancio dei quattrini per iniziare i lavori e infatti i restauri che sono partiti, i 5 gruppi di progettazione che sono partiti per sistemare il tratto che va dall'Arena fino a qui al Castelnuovo, hanno avuto come seguito una nuova richiesta di finanziamenti sono i fondi per le periferie, all'interno delle quali Padova ha presentato anche un progetto di restauro delle mura, che è il progetto complessivo che abbiamo realizzato noi 2 anni fa, e adesso quindi si tratterebbe di scegliere un altro tratto da restaurare con questo nuovo stanziamento. In prima fila quale tratto c'è? Ma l'amministrazione lo dovrà scegliere, noi abbiamo fatto una proposta ma una vale l'altra, abbiamo diviso le mura in 4 parti perché sappiamo che finanziamenti di questo genere non possono ottenere risultati accettabili per tratti più lunghi e quindi un tratto vale l'altro. Certo, il tratto dell'ospedale è più difficile di tutti, quindi magari lo lasciamo per ultimo. Ero audace. Capivo le situazioni al volo e agivo, senza starci a pensare. Erano gli altri che erano lenti a capire. Ma lasciamo stare. A voi interessa sapere del castello, della fortezza mancata, come qualcuno l'ha definita. Intanto, perché qui a Ognissanti la fortezza? Ovvio, lo capite da soli. Perché è più rapida da raggiungere da Venezia, grazie al canale Piovego. I lavori erano cominciati nel 1513, come su tutta la cinta di 11 km che avevo disegnato per sostituire le vecchie mura carraresi, riadattate per resistere all'assedio del 1509, che poi avevano dovuto reggere ancora per 4 anni ad assalti e cannonate, ma non potevano durare ancora a lungo, mica tempo da perdere io. Il disegno, purtroppo per loro e per voi, è andato perduto e, chi ha trascritto le parole di Sebastiano non è stato proprio chiarissimo. Si parla di catene da tendere fra Castello e Torioni, come se fossero vicini e invece quelli realizzati sono distanti 200 metri e sono collegati da 2 muri, ma non so dirvi neanche io, non mi ricordo. Sono morto da così tanto tempo. Aveva accolto le truppe del vicario imperiale Leonardo Pessino, quell'infame avventuriero. Andrea Ghetti ha avuto il suo bel da fare per riconquistarla. Poteva confidarci? Ma no, certo. E allora la fortezza doveva essere separata dalla città. Ma continuate voi, Sebastiano, prego. Voi che avete il tecnico. A caso infatti il progetto che proponiamo, che sosteniamo, si chiama Parco delle Mura e delle Acque.
proprio per unire i due ambienti e soprattutto pensare appunto al parco come un'infrastruttura di percorsi appunto anche ciclopedonali, diciamo di turismo soft, lo potremmo definire. Fabio Bordignon, qual è il rapporto fra le mura e le vostre iniziative e l'acqua, quindi gli Amici del Piovego? Ma il rapporto è per forza un rapporto stretto e complementare, come si diceva prima, perché le acque nascono per essere una parte integrante del sistema difensivo, quindi per visitare le mura bisogna visitarle dall'interno, ma è anche fondamentale poi visitarle dall'acqua. Tutta un'altra prospettiva. Assolutamente sì, perché proprio cambia completamente il modo di approcciarsi a determinati spazi che magari sono a 2 passi dalle vie di comunicazione in cui passiamo tutti i giorni e offrono però degli scorci assolutamente inediti e di una suggestione notevolissima. L'accoppiata fra il Piovego, diciamo le vie d'acqua in generale e le mura, sarebbe formidabile a saperla sfruttare sotto il profilo turistico. Assolutamente, ed è proprio una delle potenzialità che il progetto del Parco delle Mura e delle Acque vuole implementare, proprio una delle cose che in primis i padovani non conoscono, ma che poi andrebbe proprio pubblicizzata per permettere di dare un'ulteriore chance turistica alla città.